Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 e come dico subito vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ormai manca poco a Natale, praticamente oggi ne abbiamo 11, non vorrei sbagliare, sì, 11 ne abbiamo, quindi fra 14 giorni già Natale, che presto che passa il tempo. E abbiamo ospite l'assessore Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura, caccia e pesca della Regione Veneto, e avete visto già il titolo, stiamo facendo un focus sull'agricoltura veneta, appunto, di come stanno andando le cose. Abbiamo parlato dei numeri dei nostri agricoltori, abbiamo parlato dei cinghiali, e adesso dobbiamo parlare del vino, che abbiamo già iniziato a parlarne. No, vediamo il servizio, poi andiamo a parlare. Lei ha una preferenza di vino? Le piace quando sono tutti buoni, ma se un bicchiere di vino che apprezza di più qual è? Io dipende dai momenti, se devo brindare prendo un buon prosecco naturalmente, però se devo mangiare la carne io ho il friularo, certo, perché pochi magari lo conoscono, e ho l'amarone naturalmente, i rossi. Perfetto, ci fermiamo lì perché sono le dice tutti, quindi il Cabaret, il Merlot. Vabbè, andiamo a vedere il servizio. Un Veneto sempre più attrazione vitivinicola e non solo per il riconoscimento UNESCO giunto quest'estate alle colline del Prosecco. Ad oggi la regione può contare infatti su oltre 94.000 ettari di superficie evitata e si spinge velocemente verso quota 100, una crescita esponenziale confermata del resto dai dati degli ultimi 10 anni. Dal 2009 a oggi la superficie del vigneto veneto è incrementata del 34%, facendo della regione un punto di riferimento nazionale ed internazionale del settore. Positivi anche i dati relativi alla produzione in questo 2019. Anche se in calo rispetto alla vendemmia record del 2018, va registrata la buona qualità delle uve destinata ad avere riflessi altrettanto buoni sui vini. Quanto all'export, il vino veneto continua a piacere molto all'estero. Nel 2018 si sono registrati 2,22 miliardi di euro di incassi, più 4,3% rispetto all'anno precedente, a fronte però di un quantitativo diminuito del 5%. Stati Uniti, Regno Unito e Germania si mantengono ancora gli sbocchi privilegiati per il vino di casa nostra e anzi le vendite in queste mete si stanno sempre più accentrando, e questo forse è il vero dato in chiaroscuro, perché se da un lato ciò conferma rapporti sempre più solidi tra le aziende di questi paesi e i nostri produttori, dall'altro può rappresentare un limite viste le incognite rappresentate dalla Brexit e da futuri dazi doganali sui vini italiani che per ora sono stati risparmiati. Per questo l'obiettivo per i prossimi anni deve essere quello di diversificare le mete in cui far apprezzare i nostri vini. Apro una postilla, poco tempo fa sono stato a Copenaghen e poi sono stato anche in Svezia. Le racconto questo fatto perché ero seduto, ci sono tutti i ristorantini uno vicino all'altro, vicino ai canali, vicino al porto a Copenaghen, e ci sono tutti i ristorantini. Un giorno, un pomeriggio, ero lì con mia moglie che stavamo seduti su una panchina, mi è arrivato un camioncino di vini, hanno cominciato a scaricare vini. Erano tutti italiani, tutti italiani. Non le dico quanto costavano, perché anche un vino normale lì, lì in Danimarca un caffè costa 4 euro. Ma lì sono le tasse loro, sì, esatto, aumentano. un caffè costa 4 euro, tanto per rendere l'idea, però tutti, sia lì sia in Svezia, dove bevono e bevono tanto, perché le garantisco che bevono tanto. Esatto, ma però il vino italiano è un vino apprezzato. Io ho visto c'erano italiani, c'erano anche toscani, mi ricordo, perché poi mi sono curiosiato guardando un po' un attimino. Quindi il vino davvero, come diceva il nostro servizio, ha avuto un aumento del 4% del fatturato, e quindi anche qui in Veneto ha avuto dei risultati davvero straordinari. E prima di concludere la domanda le dico, ecco, quest'anno è stato anche fortunato perché mi sembra che il maltempo non abbia danneggiato i vigneti, mi sembra, no? Quest'anno è stato un anno abbastanza positivo sotto questo punto di vista. Sì, intanto ha accennato il Natale, e a dicembre è il mese dove si vendono e si consumano più prodotti agroalimentari, perché poi le feste, i regali, e quindi per noi è un mese importante in cui spingere anche la promozione. Per noi sia nei mercati interno sia nei mercati esteri finanziamo come regione, attraverso anche i contributi naturalmente degli altri enti statali e europei, la promozione del prodotto veneto in particolare, ma italiano in generale. Quindi è una filiera che sta naturalmente andando molto bene nei mercati nostri tradizionali, che sono quelli del nord Europa, come lei ha accennato. Il mercato del vino veneto è soprattutto nord Europa e Nord America, lì si fa il budget. Adesso che è stato che in Cina, quindi? Sì, io sono tornato proprio stanotte da un viaggio in Cina per promuovere i nostri prodotti appunto vitivinicoli legati a tutte le altre filiere, ma abbiamo presentato
sia anche all'antica capitale, a 90 giornalisti e buyers tra i più importanti appunto di quel paese, il consorzio del Prosecco, del Soave e dell'Amarone, quindi abbiamo fatto una gran bella figura, devo dirle, quindi, paesi emergenti che interessano i nuovi cosiddetti mercati e cui interessano le nostre filiere, perché questi li abbiamo, tra virgolette, conquistati e dobbiamo mantenerli. Però dobbiamo diversificare nella promozione, qui dico io Far East, quindi Cina, Indonesia, Giappone, tutto l'est che sta marciando ai 100 all'ora e di più, e però anche attenzione l'Africa, perché sull'Africa secondo me su molti paesi c'è una grande scommessa anche sul vino, e l'ho detto ai nostri promoter, e quindi ci muoviamo in tutto il mondo, ormai il mercato è globalizzato, e quei numeri che lei ha descritto prima, noi siamo la quarta nazione al mondo, noi veneti, per export di vino. Cioè non è che dopo Francia, Spagna, eccetera, arriva il Veneto, quindi attenzione. Vengono controllati questi vini, c'è qualcuno che controlla, perché le faccio un paragone, c'è il vino che costa 1 litro all'euro, cioè allora, un euro al litro invertito lei. Per riconoscere un vino, lei sa che noi abbiamo 51 tra denominazione di origine, DOC, DOCG e IGT, e ci sono le fascette intorno alla bottiglia con il numero, quelle fascette che qui c'è scritto DOC o DOCG sono fascette che vengono fatte dalla Zecca dello Stato, come coniare la moneta, quindi il consorzio che ha questa attribuzione, esempio il Prosecco DOC, lei ogni bottiglia ha la sua fascetta con il proprio numero. Quella è una bottiglia certificata che ha seguito un disciplinare, un controllo dal campo fino alla vinificazione, alla cantina e all'imbottigliamento, quindi a tutta la filiera che viene certificata da alcune aziende di certificazione importanti, cui posso anche fare nome, Valore Italia, CSQA, cioè, quindi le ho fatto questa domanda in più c'è una parte del Ministero dell'Agricoltura che si chiama ICQRF, che è l'Istituto della Certificazione e del Controllo di Qualità e delle Sofisticazioni, che fa i controlli in tutte le cantine, e quindi attenzione, noi vendiamo un prodotto controllato dalla Z. Le faccio questa domanda perché c'è il vino che costa 1 euro al litro, c'è il vino che costa 500, 600, 1000 euro, 2000 euro al litro, capito? Lei pensa che un prosecco o un vino bianco ha generalmente qualche mese di lavorazione. Un amarone sta in botte 5 anni. Certo, però c'è l'amarone che costa tot e l'amarone che costa tit. Lì gli enologi, le cantine. Esatto, quindi la forbice, le volevo fare questa domanda, la forbice è ampia, non è una forbice piccola. Allora dico, se un amarone, per esempio l'amarone, che è un vino squisito, in certi passi addirittura straordinario, va da 1 litro, faccio un esempio, poi non è mai 1 litro, 3/4, 10 euro, dico una banalità. 10 euro è difficile. Faccio una banalità, c'è da 20 euro, lo trovo a 20 euro, e c'è l'amarone da 200, 300, 400 euro, c'è una forbice straordinariamente alta. I controlli di questa forbice, è amarone vero quello da 20 euro, da 30 euro, o è amarone vero quello da 300 euro? Quello se c'è diversità, che diversità c'è? Quello dipende dalle annate e dalla qualità dell'uva in campagna. Lei sa come viene fatto l'amarone, perché poi l'amarone viene preso nelle uve, sono 3 tipi di uve selezionate, tagliate a mano, messe in cassette all'aria del lago di Garda. È come il radicchio trevigiano, tanto per capire. C'è una lavorazione molto lunga, poi questi vengono spremute, vengono messi 5 anni in botte di rovere, questo e quell'altro e l'altro, e dopo in base alla qualità, alle annate, alle cantine, al lavoro degli enologi, e lì i sommelier dicono, sono i premi, poi sono i 5 bicchieri, quindi quello premiato significa che è eccezionale per tutte le... che è come nel mondo del calcio, mi scusi Panche, c'è il grande calciatore, il grande enologo fa la differenza. Esatto, e poi però io magari le quotazioni sono in base alle annate, in base però il telespettatore magari non lo sa, cerchiamo anche Guardi, io vado a prendermi sempre, quando passo in macchina in Valpolicella, mi fermo alla cantina sociale e mi prendo i brick. Mio papà, che non era... Sa perché mi prendo i brick? Perché io poi ho le bottiglie a casa, perché a me piace, mangiando alla sera in famiglia, bermi un bicchiere di rosso se sto mangiando qualcosa, e trovo che il brick è comodo, me lo tengo in cacco, e guardi, quindi è buonissimo, sono vini
magari No, ma generici d'accordo. che io trovo buonissimi, È così, ma è così, un vino generico. Io ricordo mio papà, controllati, quindi non c'è nulla da io dire. ricordo diceva mio papà Si tanti anni andava in fa, cantina a prendersi la damigiana una volta, da no? Vigiana, oppure nei colli andava dal contadino, chissà, Beh, ma che tutti, poi chissà insomma, quante ne faceva quel contadino lì, ma perché sai, è cambiato molto, bisolfitti, esatto. non bisolfitti, che cavolo ne so io. Però dicevo, mio papà beveva un vino, le faccio un esempio banale, e non sapeva minimamente una volta, No, è cambiato molto, è non c'era cambiato una molto. cultura No. sul vino come c'è una cultura. Oggi c'è talmente una cultura nel vino che c'è una Guardi, diversità nella ogni cantina, dalla più piccola alla più grande, ha un enologo certo. che fa e gestisce. Una volta il contadino teneva il vino in cantina, tante volte andava in aseo, come si dice, ai È parchi nostri, verissimo, è verissimo. e va bene così, no? Oppure mettevo lo zucchero, È cambiato molto, non c'è più, non esiste più Esatto, questa non esiste cosa più, c'è qui. un controllo e c'è una Sì, diversità. sì, sì, Io sì. ho fatto questa domanda per far capire alla gente la Io dico al diversità. consumatore: andate nelle cantine sociali, dovete, qui vicino c'è quella di conserve, trovate le cantine sociali a Valpolicella, cioè, comprate il vino nostro, perché guardate, la scelta può essere solo di gusto tra un bianco fermo, frizzante o un rosso, ma Tanto un trovate Cabernet, sempre un un'ottima Merlot, è sempre. qualità, guardi. Quindi diciamo che nel Veneto il vino è Non una. possiamo, no, no, sono finiti i tempi del metanolo che non so se si ricorda, o altre cose che lì aveva fatto quei Ricordo, danni. sì. Adesso è molto controllata, la filiera è controllatissima, guardi, sfugge Ecco, poco. senta, dunque sul vino abbiamo già parlato prima, abbiamo parlato ora, e quindi così. Senta, facciamo così, apriamo una piccola breve perché prima della pubblicità ci sono le votazioni del consorzio di Ah, bonifica sì. in fine settimana, mi racconta un attimino, poi andiamo in pubblicità. Beh, adesso io ho anche la delega ai consorzi di bonifica e comunque i consorzi di bonifica sappiamo, magari il cittadino viene a conoscenza dell'attività del consorzio solo quando gli arriva da pagare magari comunque l'emolumento. Sì, e sono 10 enti regionali che con la regione hanno molto a che fare. Noi gestiamo 25.000 km di canali in pianura che naturalmente per le manutenzioni, sia per la costruzione di nuovi invasi, eccetera, stiamo Certo. facendo un grande lavoro insieme a loro, e quindi io solo posso esortare i cittadini veneti di andare a votare per i consorzi, che si vota da domenica 15 dicembre dalle ore 8 alle ore 20, quindi andate naturalmente nei seggi che sono a disposizione dei vostri comuni. Ecco, mi raccomando, votate, anche perché sicuramente il territorio è molto importante per quanto riguarda Sì, il mondo, l'irrigazione e ma anche per quanto l'irriguo per quanto riguarda, riguarda l'agricoltura. certo, l'agricoltura della nostra regione, e ovviamente io dico in tutto il mondo, perché è importante che la L'acqua gente è una delle capisca sorse prime, quante. senza acqua non facciamo agricoltura, non si Poi farebbe siamo anche noi, niente. lei lo sa che l'80% di un corpo umano è fatto d'acqua, e Eh beh quindi sì. anche noi siamo fatti d'acqua. Rimanete con noi tra poco.